Quante carte? Una. Robert? 2 carte. E tu? Io passo. Dominique, ti spiace aprire la finestra? Mi spiace. Qui non si respira più. Non credete che sia ora di smetterla? 6.000. $6.000. Un full di donne. Colore. T'ha detto male stanotte. Direi che è un pezzo che mi gira male. Se fossi in te smetterei di giocare. Ti servono soldi? No, grazie. Non ne ho bisogno. Domani ritiro la pensione. In fondo di che ti lamenti? Sei ancora Come giovane. ti senti? E la pensione che ti passa il governo americano è sostanziosa. Ricorda che nessuno dà niente per niente. Quella pensione me la sono guadagnata. Salve. Buongiorno. Senta che profumo, signor Robert. Non le sembra bellissimo? Non certo bella come lei, Cinzia. Se la sente la signorina Judith. Arrivederci. Judith. 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 Vengo subito, amore. Ciao. Buongiorno. Oh, grazie. «1960, scuola di polizia. Qui sei con Mark Corvin alla tua destra e George Reagan a sinistra». Sì, Mark me lo ricordo bene, ma quel Reagan no, non me lo ricordo affatto. New York, 1963. Arresto di Joe Campanella. Era sospettato di aver rapito il piccolo Lister. Non mi ricordo. Va avanti. 1964. Arresto di Frank Manuel, uno spacciatore. Genova. Qui sei davanti alla Banca d'America. Era il compleanno dell'ispettore Jackson, il tuo capo. Tu e Mark siete in Italia per conto del governo americano. Servizio di scorta ai furgoni valutari. Durante uno di quei trasferimenti foste assaliti dai banditi. Immediatamente dopo ti mettesti sulle loro tracce. E con tutta probabilità eri sulla pista giusta. Ma quando stavi per mettergli le mani addosso, andasti a sbattere contro un albero. In quell'incidente perdesti la memoria. Va avanti. Monsieur, faites vos jeux. 24. 16. Rouge et pair. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Onze noir en paire manque. Monsieur. Scusi. Ha del fuoco? Non ci siamo già conosciuti per caso? No. Credo proprio di no. Mi scusi. Grazie. Rien ne va plus. Non t'ho mai visto tanto agitato.
C'è qualcos'altro oltre la sfortuna, vero? A Cannes sarà diverso. Va bene. Se questo può calmarti, trasferiamoci pure a Cannes. Ma cosa ti è successo oggi? Niente. Che deve accadermi? Ho perso, come al solito, e basta. Va bene, ho capito. Non me ne vuoi parlare. Scusami, tesoro. C'era un uomo laggiù, al casino. Un uomo che mi conosceva. E tu lo conoscevi? E come posso dire se lo conosco? Non me lo ricordo. Fammi vedere queste diapositive. Nessuno. Mi era parso di averlo visto in queste foto. Con questa testa balorda che ho. Il suo giornale, signorina. Grazie. Le piacciono le rapine? Perché non pensa agli affari suoi? Gentile. Ferma, grazie. Le mani, alza le mani. Sorridi, bellissima. Oh, ancora con quelle diapositive. Ma non ti stanchi mai di guardarle, le avrei viste 1000 volte. Mi ricordano tante cose belle. Non è così? Quando sono uscito da quella clinica, ero davvero disperato. Mi sembrava di vagare nel buio più assoluto. Ma poi ho incontrato te. Se sono rimasto, è per te. Solo per me? Per te. E per ricostruire il mio passato. Ho pensato che in Italia mi sarebbe stato più facile ricordare. E poi sei arrivata tu ad abbordarmi. Che presuntuoso. Io non ti ho apportato. Bugiarda. Diciamo che mi hai circuito, eh? Neanche. A me piace pensarla così. Te la ricordi? Certo. Questa mi piace da morire. Ti ricordi che freddo che... Lui. Sì, ne sono sicuro. È lui. È l'uomo del casino. Mi ricordavo di averlo già visto. Stavolta non mi sono sbagliato. Mi sembra normale. Quella diapositiva l'hai vista tante volte e ti sarà sembrato di conoscerlo. O piuttosto ti ricorda qualcuno del tuo passato. Pensaci. No, sono sicuro. E allora che ti importa? Ora basta.
Di un po' tu. Che c'è? Chi te l'ha data? Dimmi chi è quell'uomo! Chi ti ha dato quella foto? Robert, fermati! Che stai facendo? Io ti capisco, per te è come veleno. Però non puoi continuare così. Devi convincerti che... Che cosa? Devi cambiare genere di vita. Smetterla di dannarti l'anima al casinò. Ti affatichi il cervello per niente. Per niente. Devi stare tranquillo. I tuoi nervi non possono essere sottoposti continuamente alla tensione del gioco. Per te è un vero stress. Tu non mi capisci. È un relax per me. Mi aiuta a non pensare. A non aver paura. Il gioco per te non può essere un relax. Tu devi cercare di ricordare, non di dimenticare. Chissà quanti uomini vorrebbero dare un colpo di spugno al loro passato. Ma vedi, quelli lo farebbero volontariamente. Per me è diverso. Ma in fondo ti è stato raccontato quasi tutto di te. E devo dire quel tuo amico Mark ti è stato molto vicino nei momenti critici. Mark è un caro amico. È come se fosse l'unico essere vivo nell'ombra del mio passato. Ma vedi, sapere che sei stato a New York, a Los Angeles, sapere di essere stato un poliziotto, di avere partecipato a questo o a quell'arresto, non è tutto. Ti mancano i pensieri, le sensazioni, gli affetti. E anche, perché no, gli odi, le paure. È vero. Il sapere di averti voluto bene non sarebbe niente. Quello che fa del nostro amore un vero amore sono tutte quelle piccole cose che sono, come dire, non raccontabili. Che ne diresti di un viaggetto? Dove? A Tahiti? Quasi quasi. A me piacerebbe. Pensare che basterebbero 32 ore di volo per trovarsi in un altro mondo. 32 ore per trovarsi in braccio alla fortuna. Andiamo. Faites vos jeux. Oui. 14. Finale 8 per 10 minuti. Messieurs, dames, faites vos jeux. Lo zero, s'il vous plaît. Rien ne va plus. 32 rouge per passe. Oh, Ancora il 32. che fortuna! È la terza volta. C'est à vous, monsieur. 320, 340. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Faites vos jeux. Sul train? Bene. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Et plus rien va. Trente-deux, rouge, per passe. La quarta volta. Ancora un amplè. Accidenti, che fortuna. Ritira tutto, signore? Sì. Bene. 300. 300. Le valet. Valet? Bien. À vous, messieurs. 10, 20, 30. S'il vous plaît. Messieurs, dames, faites vos jeux. Merci, messieurs. Li desidera in contanti, signor... Cunningham. Signor Cunningham, oppure... No, li accrediti sul mio conto corrente. Ecco gli estremi. Ecco, signore. Grazie. Buonasera. Buonasera, signore.
serata che si passa bene in compagnia, che simpatica, Sta buono. E non cercare di fare il furbo. Ora metti in moto e filiamo via. E guai a te se fai qualche scherzo. Gira a sinistra. Va avanti. Ferma. Spegni le luci e scendi. Muoviti. Cammina. Ma che vuole? Non fare il finto tonto, Cunningham. Con me non serve. Potrà non servire. Ma mi dica che cosa vuole. Dai, avanti, cammina. E con me non fare lo smemorato. Perché te la faccio tornare io la memoria. E anche piuttosto in fretta. Non dirmi che non ricordi questo posto. È impossibile che non ti ricordi della mia faccia. Non sono mai stato in questo posto. E lei non l'ho mai conosciuta. Dove hai nascosto il malloppo? I dollari della Banca d'America. Non ti ricordi, vero? Maledetto piedignano. Non ricordo niente. Non ricordo niente. Cerca di ricordare. Cerca di ricordare! È inutile. Non mi ricordo. Allora, dov'è la cassa? Avrei potuto denunciarti. E mi avrebbe fatto piacere denunciare un poliziotto ladro come te. Ma io voglio quei soldi, capito? Dove hai nascosto la cassa? Non mi ricordo di aver nascosto niente. E non posso dire quello che non ricordo. Mi rivedrai molto presto. E se vuoi un consiglio, fatela ritornare quella maledetta memoria. Robert.
Robert, sono Mark. Come ti senti? Meglio. Non hai ancora perso l'abitudine di cacciarti nei guai, vedo, eh? Ma... E allora, dimmi un po'. Chi ti ha conciato così? Qualche vecchio conto da regolare, immagino, eh? E t'hanno ridotto male. Comunque non ti preoccupare perché se gli metto le mani addosso lo sistemo io. Te lo assicuro. Sono venuto per trovarti, per sapere come stavi e ti trovo qua. Come va con la memoria? Qualche recupero? Ah, bene. Mi fa piacere. Sì, ma me ne parlerai dopo. Il dottore ha detto che non ti devi stancare ora. Sai, io sono qui a Sanremo per quel servizio. Sto collaborando strettamente con la polizia italiana. Penso che presto metteremo le mani addosso agli autori della rapina al furgone. Sai, abbiamo avuto una soffiata e l'uomo che cerco è qui nella zona, è un noto pregiudicato. Si chiama Steve Duncan. Alle 7 dobbiamo essere a Genova. Fa presto. Fermi! Ah, sai, Robert, devo darti una brutta notizia, purtroppo. Credo che presto dovremo aprire una bottiglia di champagne. Beh, quando sarai uscito di qui, naturalmente. E dopo tanti anni sono stato promosso ispettore. Ah, ce l'hai fatta finalmente. Congratulazioni. Mi fa piacere. Grazie. Dobbiamo prenderci una sbornia insieme. Quando... Ah, sì, certo, certo. Quando starai meglio, sì. Beh, allora io... Oh, tienimi informato dei tuoi progressi, eh? Ti sono affezionato, lo sai. Ciao, Mark. Ciao, Robert. Ciao, Judy. Ciao, Mark. Come va il mio malato? T'ha fatto piacere rivedere Mark? Adesso l'ispettore Mark Corby. Oh. Ci ho pensato molto mentre ero in ospedale. E se per me non fosse così importante, avrei già trovato il coraggio di parlartene. D'altra parte, tacere ancora non è giusto. È terribile anche per me. Ma devi sapere chi sono. Oddio, che parolone. Ma è una cosa così grave? Sono un ladro. Un poliziotto ladro. Piantala. Ma che dici? Me l'ha detto quell'uomo. Perciò m'ha pestato. Sembra che gli abbia sottratto quello che lui e i suoi complici avevano rubato alla Banca d'America. Ma questo era il tuo compito, mi pare. Sì, certo. Solo che quel denaro me lo sono tenuto io. Io non ci credo. E perché non potrebbe essere? Chi mi dice che di fronte a tutto quel denaro nella mia mente non sia scattato qualche cosa? Sono arrivato al punto di credere che sia proprio il mio senso di colpa che mi impedisce di ricordare che cosa è successo. Ma quell'uomo potrebbe essersi sbagliato. T'ha ricordato qualcosa? Sì, ho riconosciuto il luogo dove mi ha condotto. Un cascinale abbandonato. Sono certo di essere uscito con una cassetta. Uno dei rapinatori l'avevo steso. L'altro era riuscito a fuggire. Della cassetta che ne hai fatto?
per questo che non mi ricordo. Mi rivedo chiaramente. Avevo una vanga in mano. Ma per il resto è tutto come se nella mia mente ci fosse il vuoto completo. Non riesco a ricordare dove l'ho sepolta. Dimmi, è per il denaro che ti dispiace? Da te questo non me l'aspettavo. Ma non capisci, è terribile scoprire improvvisamente che sei un ladro. E adesso cosa vuoi fare? Chiedere aiuto al tuo amico Mark? Tu non conosci Mark. Quello è capace di mettermi subito le manette. No, devo trovare quel figlio di puttana. E ho pure buttato la foto che ho trovato sulla spiaggia. C'è sempre quella diapositiva dove l'hai riconosciuto. Già, hai ragione. Dimmi, Judith. Tra noi è cambiato qualcosa? Io sono la tua donna. Vuol vedere alla luce? Certo. Qui sono io e una mia amica. Vede? Lei dovrebbe riprodurmi in grande la foto di quel signore che è seduto dietro. Ha visto? Beh, ci vuole del tempo. Oggi è sabato e chiudiamo a mezzogiorno. Mi serve subito. È impossibile, mi creda. Anche con questi? Beh, vedo che cosa posso fare, eh? Grazie. Signora? Mi scusi, signora. Sto cercando un mio vecchio compagno d'armi che abita da queste parti. Volevo chiederle se per caso lei lo conosce. Ecco, questa è la sua foto. Oh, no. Mi spiace. Mi scusi, ha mai visto questo signore? No, non l'ho mai visto. Mai visto. Grazie. Prego. Mi dica. Avrei bisogno di un'informazione. Ha mai visto questo signore? No, non credo di conoscerlo. Un momento. Giulio, per favore. Sì? Conosci questo signore? No. Mi dispiace, mai visto. Grazie. Buongiorno. No, non lo conosco. Grazie. Prego. Mi scusi. Gilberto? Il conto, per favore. Desidera, signore? Ci rincontriamo, amico. Che fine ha fatto il tuo coraggio, eh? Ti sei divertito a pestarmi quando avevi una pistola in mano. Ora, se tirassi il grilletto, la tua testa volerebbe in briciole. Che fai? Non ti difendi? Non ci provare! Dovevi immaginarlo che ti avrei trovato. Hai dimenticato che sono un poliziotto e ne ho stesi di delinquenti come te. Se parli di delinquenti, tu non stai meglio di me. Quando sono scappato l'avevi tu, il denaro. E quando sono tornato,
Avevi una vanga in mano, ma non sperare di goderti da solo quei soldi. Ricordati una cosa, amico. Girami alla larga. La prossima volta io t'ammazzo. Sei tranquilla ora? Non mi sentivo più sicura a Sanremo, specialmente dopo quello che è successo con quell'uomo. Non è solo questo. È che la sua presenza è un incubo per me, un passato che non voglio ricordare. Con tutti quei soldi che hai vinto al casino di Sanremo, possiamo permetterci di stare un po' tranquilli, non è vero? Certo. Con i soldi diventa tutto facile. Finalmente potremo spassarcela per un po'. Ne abbiamo diritto, no? L'importante è che mi resti vicino. Il cameriere non vuole venire. Desideri qualcosa? Portami una bibita, quello che ti pare. Grazie, tesoro. Buongiorno. Buongiorno. Inglese? Sì. Mi permette, signora? Il mio nome è Ashley, dottor Ashley. Judith Wyler, piacere. E lei vive qui? Oh, no, sono in vacanza. Mi permette? Prego. È da molto che lei e suo marito siete... No, non è mio marito. Ah, no? Le stavo chiedendo, è da molti giorni che siete qui a Cannes. Ha visto che sole, che mare azzurro e che belle donne. Oh, e soprattutto che belle donne, vero, dottor Ashley? Oh, certo, particolarmente se sono belle come lei. Sa come diceva D'Annunzio? Un mondo senza donne è un mondo senza fiori. Oh, mi scusi. Salve. Il dottor Ashley è Robert Cunningham. Molto piacere. Piacere mio. Veramente lieto. Sia come, grazie. Il dottor Ashley è un entusiasta di Cannes. Sono un entusiasta di tutta la Riviera e qui mi sento come a casa mia. E per quanto riguarda il mio lavoro, mi basta qualche giornale finanziario. Lei gioca in borsa, non è così? Lei ha indovinato, signor Cunningham. Ma se vogliamo essere precisi, qualsiasi tipo di gioco fa parte della mia vita. Se si vuole accomodare qui, il dottor Ashley arriverà tra un minuto.
Grazie. Salve, Robert. Salve. Come stai? Bene. Che te ne pare, eh? Molto bello. No, è una casa di classe e il gioco è più che discreto. Mm. E se uno vuole può avere una dolce compagnia e di alta qualità. Gli altri staranno arrivando. Vuoi una sigaretta? Ah, grazie, grazie. Robert, mi faresti un favore? Certo. Ho dimenticato a casa il liquido. Puoi prestarmi qualcosa? Certo. Ti basta? Oh, per vincere anche troppo. Grazie mille. Avanti, avanti. Oh, come sta, signora? Si accomodi. Buonasera. Prego, prego, signori, accomodatevi. Prego, come stai? Buonasera. Buonasera. Oh, Frederick, mi fa molto piacere vederti. Accomodati, prego. Signori, vogliamo cominciare? Non è buono, no? Io attribuio. Scala a lazzo. Se siete d'accordo alle 4 chiudiamo. Va bene. No, non posso. Ma scherziamo. Quando gira male... Gira sempre male. bisognerebbe avere il coraggio di smetterla. Va bene, signor Cunningham. Accettiamo il suo assegno. Grazie. Questo è vero. Grazie, signor Cunningham. A lei. 3 sdassi. Buono per me. Vuol dire. Signor Cunningham, la direzione le concede ancora credito sino a 6.000 franchi. Grazie. Graziosa. Sono io, Ashley. Allora? Beh, allora direi che ci siamo. Continua a perdere come un dannato e tra poco farà tutto quello che vogliamo noi. Farà quello che voglio io, chiaro? Sta al tuo posto, Ashley, ti conviene. Senta, siamo d'accordo che... Siamo d'accordo, ma sta attento a non confondere le parti. Fallo perdere più che puoi. Deve essere distratto. No, senta... Allora farà un gesto inconsulto e tu gli darai la spinta al momento opportuno. A toglierlo di circolazione ci penso io, hai capito? Va bene, cercherò. Ti sento staccata da me, vero? Non dire stupidaggini. Non sono stupidaggini. Hai perso di calore. Mi tratti come un estraneo. Ma non ti do tutti i torti, Judith. Più vedo chiaramente nel mio passato e più mi faccio schifo. E anche a te faccio schifo. Non dirmi che non è così. Smettila! Non vedi che sei ubriaco marcio? In questi ultimi tempi non hai fatto altro che bere, giocare e bere. Giocare a poker e bere. O più esattamente non hai saputo far altro che bere, giocare e perdere continuamente. Io non sono affatto cambiata. Ho bisogno di te. Quella maledetta storia mi ha sconvolto. Mi devi giurare una cosa. Anche se ho rubato,
non cambierà nulla fra di noi, vero? Gli scrupoli li ho messi via tanto tempo fa e se tu dovessi ritrovare quei soldi, ti assicuro non mi dispiacerebbe. Signor Cunningham, il signor McCorvin è venuto a prenderla. La sta aspettando. Robert! Ciao, Mark. Ah, ce l'hai fatta finalmente. Tutto a posto, eh? Sembra di sì. Bravo. Oh, scusami. Pensa che il nostro capo si è disturbato per te da New York. Dammi retta, non c'è niente di buono nel nostro passato. Piacerebbe anche a me essere un uomo tutto nuovo. Di un po', il nostro capo è venuto a darmi il ben servito. Salve. Buongiorno. Buongiorno, capo. Siamo tutti dispiaciuti di quanto è accaduto. Lei nella polizia era un elemento di punta, Cunningham. Ma adesso, lei capisce, non possiamo lasciarla al posto che occupava. E la menomazione che l'ha colpita non ci permette neanche di affidarle compiti di minore importanza. Mi sono battuto, ma niente da fare. In poche parole, è dimesso dal servizio. Comunque andare in pensione giovane come lei, direi che non è poi una cosa così grave. Il comando generale le ha assegnato una mozione d'onore. Mark Corvin ha l'incarico di proseguire nelle indagini sulla rapina al furgone che trasportava i dollari della Banca d'America. Mi dicono che lei vuole restare in Italia. Questi ormai sono affari suoi. Vuol dire che il suo amico la terrà al corrente degli sviluppi delle indagini. No, non serve. Io ho chiuso. Non voglio mai più sentir parlare di rapine né di polizia. Non voglio mai più sentir parlare di rapine né di polizia. $150. Trisdassi. Stasera, miei cari amici, se continua così vi ripulisco tutti. Vi manda a casa in mutande. E piantala, solo fortuna. Che ti serve la vita, amico, se non hai fortuna? Vero, bellezza? Il mondo è degli uomini fortunati. Per gli altri non c'è posto. Stia tranquillo, non lo perdo un attimo di vista. Sì, sta giocando in uno yacht. Perde, naturalmente. No, non mi muovo da qui. Due carte. Servito. E tu? Io non ho giocato. $500. Vedo. Offur. Di donne. Davvero? Ecco qua, guarda. È poco. Vuol dire.
Questa è davvero iella. Non è possibile tanta fortuna. Cosa vuoi insinuare? Parla. Calma, non ha detto niente. Queste carte sono state truccate. Capito? Truccate! Robert, Non siete per altro favore. che una banda di truffatori e io stronzo che sto qui a farmi spellare da voi. Robert! Io non truffo nessuno, capito? Vieni qua, non ti rompo la faccia perché sei ubriaco. Lascia stare, è ubriaco. Robert, aspetta, non è il caso, siamo tra amici. Andate tutti a quel paese! Ma dove te ne vai, Robert? Torna indietro. Non fare bambinate. Robert. Non fare il testardo. E va all'inferno, allora! Non andartene così, Robert. Perché non mi porti in qualche posto? Non è serata. Tornatene a bordo. È meglio per te e per me. Chiaro?
Pronto? Cominci a fare come ti pare, eh? Ma io... Stasera devi venire a tutti i costi, capito? D'accordo. Al solito posto, va bene? Va bene. Facciamola finita, signor Cunningham. I debiti di gioco vanno pagati. E lei lo sa, il nostro club ha una reputazione. Io non ho nessuna intenzione di non pagare. Ho bisogno di tempo, ecco tutto. Vi chiedo un po' di fiducia. Mi dispiace, signor Cunningham, ma non diamo alcuna fiducia a chi ha il verde. E non è un segreto che lei ora è a terra. Troverò quel denaro, lo troverò. Ci sarebbe un modo semplice. Sarebbe sufficiente che a cercarli fosse una bella donna come la sua signora. Che cosa ne dici? Ripetilo un'altra volta. Siamo venuti per parlare d'affari, non per litigare. Dì al tuo socio di moderare il linguaggio. Se non vuole che gli rompa la faccia. Un solo avvertimento, signor Cunningham. La prossima volta non saremo così tranquilli. Che volevano quelli? Soldi, che altro? E tu non ne hai. No, non ne ho più. Se almeno ti riuscisse di ricordare dove hai nascosto quei dollari. Io ti aspettavo ieri. Perché non sei venuta? Perché non ho potuto? T'ho chiesto perché non sei venuta. Sono affari miei. Ti piace quel Cunningham? Questa è una domanda idiota. Idiota. Rispondi. Ti piace quel Cunningham? No. T'ho messo le sue calcagna non per andare a letto con lui, ma per fargli ricordare dove ha nascosto i dollari. Certo, perché tu credi che sia sufficiente chiedergli Robert dove stanno? Robert? Sì, Robert, come vuoi che lo chiami. Puttana. E allora? Non lo sapevi anche prima? Sei stato tu a buttarmi tra le sue braccia, se non sbaglio. Confessa che la cosa ti è piaciuta. L'altro ieri, quando t'ho vista a passeggio sulla Croisette, gli avrei spaccato la testa. Se non fosse per quella maledetta cassetta. Di un po'. Sei geloso? Allora, vuoi dirmi che cosa vuoi? Solo scoprire dove ha nascosto quei dollari. Ma quando ti penso tra le sue braccia, mi sale il sangue alla testa. Io ho bisogno di te. Ho voglia di mandare tutto a monte e farti restare qui con me. Ma che diavolo dici? Se restassi qui come farei? Troverò un'altra maniera. Ci sarà pure un'altra maniera. Va bene, come vuoi. Abbandoniamo tutto. Siamo ancora al punto di partenza. Sei riuscita a sapere qualcosa? No. Allora? Se tu mi lasciassi parlare, invece di fare il geloso, Robert comincia a ricordare. Si ricorda della cassetta dei dollari. Te l'ha detto lui? Sì. Si ricorda la cassetta, ma non il posto dove l'ha nascosta.
Sta attenta, Judith. Non fare la furba. Se dovessi accorgermi che... Ma Steve, che ragione avrei? Come vedi, è già un risultato. Vieni. Dove vai? Vado a lavorare, altrimenti mi accuserei anche di mangiare alle tue spalle. Ah, una cenetta davvero deliziosa, mia cara Judith, ti ringrazio. No, Ma Robert non arriva? meglio non parlarne. Andiamo via, non esagerare. Cosa c'è che non va più tra voi due? Hm? Non lo so, è diventato nervoso, preoccupato, irascibile. Mia cara, purtroppo è al verde. Ha perso molto denaro ultimamente, lo sai? Lo so, non è una novità questa, è pieno di debiti. Ma continua a insistere. Dove credi che sia ora? A giocare. Judith, devi avere molta pazienza. Purtroppo si trova nei guai. Ti prego, devi stargli molto vicino. Un uomo nelle sue condizioni è veramente capace di tutto, capisci? Grazie. Bene, si è fatto tardi, è ora che me ne vada. T'accompagno alla porta. Grazie, Judith. Grazie. Ciao, Judith. Finalmente a casa. Scusami, come al solito, è stata un'altra giornata nera. E adesso va meglio? Sì. Quando ti sto vicino mi sento molto meglio. Ma non so che mi succede. Non riesco a smettere di giocare. Beh, un modo ci sarebbe. Partiamo e ricominciamo tutto da capo. Robert, vedi, nel mondo ci sono milioni di città senza case da gioco. Milioni di modi per potersi rifare un'esistenza. No, troppo tardi. Ci sono troppo dentro. E so che se continuo così, prima o poi ti perdo. Te lo prometto. Appena vinco. Non promettere, potresti non mantenere. Ti starò vicina, sino in fondo. Ora so di averti amato fin dal primo giorno. Amo tutto di te, il piedipiatti, il ladro, il giocatore, l'amante, il bugiardo. Sei tutto per me. Ho paura di restare solo. Me ne rendo conto quando mi guardi. Oh, guarda la mia biondona! Ciao. Ciao. Ti prendo una sigaretta? Ma sì, certo. Non ti sei fatta più rivedere, come mai? Ti metti a fare il prezioso adesso? Ti telefono stasera. Ma sì, mi raccomando, non sparire. A Ciao. presto! Signor Chaussier! Signor Chaussier, un momento. Chiedo scusa, ma credo che loro si sbaglino. Io non sono il signor Chaussier. Ah, lo sappiamo. Sappiamo benissimo che lei ora si fa chiamare Ashley, dottor Ashley. I nostri colleghi francesi e noi sappiamo tutto di lei, caro Chaussier. Non è vero, commissario Parodi? Già, la conosciamo benissimo. Ex attore di teatro, baro, trafficante di droga e all'occasione anche magnaccia. Va bene, però ora non ho fatto nulla. Che cosa volete da me? Ah, niente. Assolutamente niente. Volevamo soltanto informarla che la teniamo d'occhio. È un avvertimento. Stia sempre dalla nostra parte. Le conviene. Bene. Comunque, se lei ha bisogno di me,
Sa dov'è il mio ufficio, vero? Oh, lo so dov'è il commissariato, grazie. Dottor Ashley? Signori? È stato rilasciato non più di 6 mesi fa. Ah, dovrebbe uscire adesso, non capisco come. Ecco. Duncan! Accidenti. Non crede di aver bevuto troppo, signore? È già il settimo e questa è roba che quando va giù è peggio di una bomba. Ciao, Robert. Guarda, guarda. Anche qui a Cannes. Com'è? Avevi promesso di non bere più? Invece guarda in che stato ti trovo. Non ti sembra di esagerare? Ah, non è che voglio farti da balia, ma... Che sei venuto a controllare? Un povero smemorato, ispettore. Che ci fai qui? Ti sei messo a pedinare anche gli amici? Ma piantala di dire sciocchezze. Sto solo cercando di aiutarti. Alla mia salute ci posso badare da solo. Molto male da quello che vedo. Ma perché non provi a tornare negli Stati Uniti e curarti? Lì hai ancora un sacco di amici. Puoi trovarti un'occupazione, fare una vita normale come un uomo qualsiasi. Invece di star qui a passare da un tavolo all'altro, a bere, a distruggerti in questo modo assurdo. Non stare a rompermi le scatole! Non ho bisogno di te. Lasciami in pace. Grazie. Comunque. Sei un imprudente. Non mi interessa. Voglio parlare con Cunningham. Vuoi rovinare tutto. Non mi fido più di nessuno, neanche di te. Hai capito? Leviamoci da qui, almeno. D'accordo, andiamo. Ancora un po' e dimenticavi come si fa l'amore. Non dici niente? E cosa dovrei dirti? Sono qui con te, no? Temevo che ti fossi innamorata di lui. Come potrebbe essere possibile? Aspetta. Saresti capace di fregarmi? Meglio così. Non vorrei doverti far del male. Tutto chiaro? Sì, chiaro. Gli parlerò questa sera. Si fidi di me. Beh, un sacco di bigliettoni fanno comodo a tutti, no? Poi lascia la Francia e sparisci. Accontentati del denaro che avrai arraffato. Ah, certamente. E dopo me ne vado per sempre. Ecco, qui c'è tutto segnato. Del resto il posto lo conosci bene, no? Tienimi informato su tutti i movimenti di Cunningham. E dopo apri bene le orecchie. Mi dovrai dire con esattezza da che parte vi dirigerete. Cerca di essere sveglio e non costringermi a faticare più del necessario. Ma se lui dovesse... Arrangiati! Inventa una scusa. Telefonami. Tanto sai dove trovarmi, no? Sì. Posso andare? Vai, vai, al resto ci penserò io. E tieni la bocca chiusa, se vuoi goderti quello sporco denaro.
Sono finito, capisci? Non ho più niente. Non ho più neanche un franco. Ci rimane la pensione, ma cosa possiamo farci con quei 4 soldi? Insomma, ti giuro, non so più da che parte voltarmi. Dovrei... Se almeno mi ricordassi dove ho nascosto quei soldi. I nostri problemi sarebbero risolti. Porca miseria, devo cercare di ricordare. Devo cercare di ricordare. Allora avresti tanto denaro da non saperne che fare, vero? Non è questo che stavi dicendo, Robert? Già, ma le tue sono illusioni. No, non guardarmi così. Ho sentito tutto. Cara Judith, non mi offri neanche un drink? Ho la gola secca oggi. Capita, no? Grazie, cara. Da molto tempo avevo supposto che i dollari della Banca d'America li avevi nascosti tu. Beh, quando ricorderai dove li hai messi, io, te e Judith potremo cambiar vita, ma fino a quel momento... Avanti, vieni al sodo. Cosa dovrei fare, secondo te? Bene, io suggerirei una rapina. Semplice, no? Sì, una rapina. O, come dite voi americani, un hold-up. Continua. Ho qui una pianta. È del casino di Cannes. Oh, no, ragazzi, non sono impazzito improvvisamente. Non sono mai stato così serio. A noi interesserà solamente una stanza, dove si puntano forti somme. Questa. Signora? Buonasera, signora. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. 7 vos jeux, 7 à la pompe et 8 à la banque. La finale 7, chevaux et carré pour monsieur. Bien, monsieur. Rien de plus. Tout sur le 8 pour madame. Carte. Bien, madame. Changez 10 000 pour monsieur. 9 et 7. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ça va. 9 à la fonte 32, rouge, père passe. et 7 à la banque. Pour vous, monsieur. Vous avez encore gagné, vous avez de la chance ce soir. 4. Les jeux continuent, faites vos jeux s'il vous plaît, mesdames, messieurs. 5. Les 2 premières douzaines pour monsieur. Bien, monsieur. Merci pour les dons. Changez 20 000 pour madame. 20 000 pour madame. Changez s'il vous plaît. Les jeux sont faits. 4. Rien ne va plus. 7. Rouge impairement. 7 à la pompe Voilà pour vous, monsieur. et 5 à la banque. Merci pour les applaudissements. Faites vos jeux, les jeux continuent. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Carré 12-16, monsieur. La finale 8 pour madame. Bien, madame. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits et rien ne va plus.
50 000 à la banque, monsieur. Carte. Oui, madame, voilà pour vous. Signori, non vi muovete. State tranquilli. Non abbiate paura. L'importante è che stiate calmi. Se state calmi, togliamo subito il disturbo. Dai, sbrigati, accidenti. Noi ce ne andiamo. Signori? Delinquenti. Imbecille. E sbrigati. Non muovetevi. Oh, no! Fermo. Oh! Se date l'allarme l'ammazzo. E non uscite prima di 10 minuti. No! Va avanti. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. 11 versal 4-6 et 8-13 pour monsieur. Bien, monsieur. Rien ne va plus. Carré 11, 14 et 16, 19. Bien, monsieur, d'abord. Final 9, chevaux et quart. Voilà, monsieur. Changer 15 000. Bien, monsieur. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, mesdames, messieurs. Pour monsieur. Voilà. 3, rouge, impair et mort. Pour vous, monsieur. Merci pour les autres. 5 à la banque. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Buonasera, signori. Sera. Mi scusi, ha del fuoco? Sì, signore. Grazie. Dì un po', quanto manca per Marsiglia? Ho cambiato strada, non andiamo più a Marsiglia. Cosa? Ho detto non andiamo più a Marsiglia. Ho preso la strada che porta a Ventimiglia. Ma perché? Improvvisamente ho pensato di cambiare idea. Che vuoi farci? Sono fatto così. Non capisco. Lasciamo che le acque si calmino. È molto meglio, Ashley. Al di là della frontiera, conosco un posto molto tranquillo, un vecchio cascinale abbandonato. Senti, io... Robert ha ragione. Ma scusa! No. Se voi due siete diventati pazzi improvvisamente, io non ho nessuna intenzione di seguirvi. Nessuna intenzione, capito? Smettila, Ashley. Ascoltami, io voglio andare a Marsiglia. Con tutto quello che abbiamo combinato. Ci sarà già tutta la polizia francese in allarme. Ti prego, Robert. Io a Marsiglia ho già l'imbarco sulla nave. Sarò al largo prima che mi possano prendere. Ho paura, Robert, lo capisci? Ho paura. Vuoi stare zitto? Per quanto mi riguarda, io passo la frontiera e vado in Italia. Tu fa quello che ti pare. Se non sbaglio, i soldi li hai contati in questo momento. Prendi la tua parte se vuoi. Basta che me lo chiedi e ti faccio scendere.
Sì, fammi scendere. Dai, fila. Judith. Scendi. Capiscimi, ho ucciso un uomo. Va bene, d'accordo. Sì, ti ho capito, Ashley. Diglielo anche tu, Judith. Buona fortuna. Addio. Niente da dichiarare? Niente. Vada pure. È un avvertimento. Stia sempre dalla nostra parte. Le conviene. Comunque, se lei ha bisogno di me, sa dov'è il mio ufficio, vero? Sì, questo è il posto. Ora ricordo. In questo punto c'era il corpo di un uomo. Dov'è Cunningham? Che vuole? Dimmi dov'è Cunningham o t'ammazzo. Non fare lo gnorri. Avete fatto il colpo al casino e siete fuggiti insieme. Dov'è andato? C'era una donna con lui, come vedi su tutto. Dov'è andato? In un cascinale. In un cascinale in Italia. Non so nient'altro. Robert, pensi di averla sotterrata qua vicino? Io credo di sì. Ricordo che ero in piedi in questo punto, con una vanga in mano. Perciò deve essere qui. Ora è troppo buio. Cercheremo domani. Non sarà facile. Quell'uomo chissà quante volte è stato qui a cercare senza riuscire a trovare nulla. È evidente che l'ho nascosta bene. Ma dove l'ho nascosta? Lo sento.
so che la troverò. Andiamo dentro adesso. Fermati, poliziotto. Allora, l'hai trovata? Hai trovato quella maledetta cazzetta? Rispondi, Caniga! Sette colpi, Caniga. Ora tocca a me. Allontanati, Judith. Judith. Arrenditi, Robert! Butta la pistola! Robert! Robert! Sono Mark, arrenditi! Mi hai sentito? Non hai già combinato abbastanza guai? Avanti, vieni, non fare resistenza, è inutile! No, dica ai suoi uomini di non sparare. Fermi, non sparate! Ascoltami, Robert. Pronto? Mi senti? Parla più forte, non ti sentiamo. Sono Canigan. Comunicate al commissario Parodi. Che cosa dici? Ci sono Pronto? troppi disturbi. Pronto? Mi senti ora? Sì. Ho rintracciato i denari della rapina. Un bandito è rimasto ucciso. Vi aspetto, chiudo. Pronto? 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 Su, dammi la pistola. Avanti, Robert. Su, avanti, Robert. Perché l'hai fatto, Robert?
Sei sempre stato un buon agente. Non ho rubato. Adesso ne sono sicuro. Non sono stato io. Ora mi ricordo. Non ho mai nascosto quei dollari. Io li ho presi. Ma poi qualcuno mi ha colpito alla testa. Io li volevo portare al comando, Mark. Mi ha colpito con una pala. Così sono svenuto. Devi credermi. Basta così, via. Mark, non sono un ladro! Ti giuro, non sono stato io! Mark! Mark! Portatelo via! Ma allora, sei stato tu! Sei stato tu! Carogna! Sei stato tu a colpirmi! Gli stivaletti sono gli stessi! Li riconosco! Sei una carogna! Sei una carogna! Sei una carogna!